Beh, la Roma si sa, è un'ottima squadra e già lo sapevamo. Poi hanno una bella difesa, quindi oggi si è visto. E siamo stati bravi a riprendere la partita nel finale, perché queste partite c'è il rischio che esci fuori senza prendere punti. L'anno scorso con l'Hammers è stata una partita strana, però quest'anno abbiamo capito che siamo più forti, abbiamo più esperienza. È vero che siamo stati facilitati dall'espulsione, però siamo stati bravi noi a creare, abbiamo creato tanto, però a creare quel numero di occasioni che ci ha permesso di ottenere i 3 punti. Il Cotton è una grandissima squadra, chi metti da loro non si sente la mancanza. Sappiamo che sarà una partita difficilissima e dobbiamo approcciarla molto bene. Cerchiamo di stargli davanti anche la prossima giornata, anche se non sarà facile perché è uno scontro diretto che diciamo è una tripla. Beh, non lo scopro oggi Seferi. Seferi per me è uno dei giocatori più forti della Lega, insieme a Monteforte, Artistico, Principali, vabbè, parecchie persone, ma Seferi ha un dribbling, uno scatto che ti brucia, o lo raddoppi o ti fa male. Quando l'ho visto in panchina al secondo tempo, diciamo che personalmente mi sono un po' rasserenato. Poi vedendolo negli ultimi minuti, giustamente la concentrazione alza perché è un giocatore che ti fa la differenza in qualsiasi momento. Grazie a Manolo Para, in Buona bocca al serata. lupo per la prossima. Crepi.